È stata disposta l'autopsia sul corpo di Deborah Danieli, 48enne di Ponte San Nicolò, deceduta lo scorso 30 dicembre dopo un calvario durato mesi per colpa di un batterio che con ogni probabilità aveva contratto in ospedale dopo un intervento al cuore. La decisione è stata presa dal pubblico ministero Marco Brusegan, che ha aperto un'inchiesta con l'ipotesi di reato di omicidio colposo, al momento a carico di ignoti, dopo l'esposto presentato dai familiari della 48enne che si sono rivolti allo studio 3A. L'inferno per Deborah Danieli era iniziato un anno fa, quando le era stato diagnosticato un tumore al seno. Operata ad aprile allo IOV, dopo l'intervento le era stata accertata anche una malformazione cardiaca che l'aveva costretta a sospendere l'iter oncologico e un trasferimento nel reparto di cardiochirurgia per risolvere l'ulteriore problematica al cuore. 8 mesi fa l'operazione, l'inizio del calvario dopo le dimissioni. La paziente infatti è ritornata in ospedale, dove i medici hanno riscontrato l'infezione provocata da un batterio, lo Staphylococcus aureus, molto verosimilmente contratto durante l'intervento cardiochirurgico. Un'infezione terribile che l'ha costretta a continui ricoveri in ospedale fino al tragico epilogo durante le festività natalizie. Deborah Danieli, tornata in ospedale, non è più rientrata a casa. I familiari il 30 dicembre sono stati avvisati all'improvviso del decesso, senza avere una spiegazione precisa, e così hanno deciso di fare chiarezza rivolgendosi a dei legali e facendo un esposto. Già nominati 3 consulenti tecnici, un medico legale, un cardiologo e un infettivologo. L'incarico sarà affidato lunedì 13 gennaio. Una volta effettuata l'autopsia, il magistrato darà il nulla osta alla sepoltura e i parenti potranno così fissare la data dei funerali.